Euroregione News. Basket FVG, passione e imprenditorialità uguale Mikalic. Orgoglioso il project manager Marino Firmani di poter ospitare questa partenza a Lignano Sabbiadoro della nuova creatura di Davide Mikalic, la neonata Eagles di Cividale del Friuli. Il coach ferrarese Stefano Pillastrini la guiderà nel campionato italiano Serie B 2020-2021. Bella Italia ha avuto l'orgoglio di poter dare il battesimo alla nuova squadra che giocherà il campionato di Serie B di Davide Mikalic, gli Eagles di Cividale. Praticamente l'offerta del basket nella provincia di Udine raddoppia perché oltre ad avere la Serie A2 a Udine avremo anche una Serie B prestigiosa a Cividale del Friuli. Ricordo che negli anni 80 c'erano 4 squadre friulane che giocavano la prima categoria, c'era Udine, c'era Pordenone, c'era Trieste e c'era Gorizia. Oggi a Udine possiamo anche ambire ad un derby e Bella Italia ha voluto ospitare il primo raduno di questa nuova squadra. Abbiamo fatto una chiacchierata con Davide Mikalic che praticamente ha ricevuto quell'eredità sportiva di Snaidro, molto difficile, molto complicata, ha saputo rigenerare il basket a Udine insieme a degli imprenditori importanti e adesso ha accettato una nuova sfida, quella di creare una nuova società per il basket in Serie B con le ambizioni di salita verso la Serie A. E ha scelto un allenatore importante, un allenatore che è passato per Udine, ha vestito la casacca arancione, Stefano Pillastrini, ma che ha un denominatore comune con Davide Mikalic, che è il campetto. Sì, perché Stefano Pillastrini ha anche scritto Pillacanestro. Pillacanestro è un bellissimo libro che noi raccomandiamo a tutti gli amanti di questo sport. Sono degli appunti di basket di un coach che è partito dal campetto. Poi è riuscito ad allenare la Fortitudo, ha allenato Udine, ha portato Pesaro all'Eurolega, è andato a Reggio Emilia, ha vinto anche a Treviso, quindi un allenatore importante che ha accettato una nuova programmazione propostagli da Davide Mikalic per rilanciare il basket a Cividale e per portare una seconda squadra in serie verso la Serie A in Friuli Venezia Giulia. Quindi i nostri migliori auguri agli Eagles e tanto basket al Bella Italia EFA Village. È bellissimo essere qua presso la Bella Italia EFA Village, una struttura meravigliosa che ci ospita in questa settimana di ritiro importantissima per una realtà nuova come la nostra, che si affaccia al palcoscenico baschettaro nazionale con grande ambizione ma anche soprattutto con grande entusiasmo. Il gruppo sta approfittando della bellezza di questa struttura sia per quanto riguarda la ricettività che per quanto riguarda l'impiantistica per prepararsi al meglio. È una settimana importante, si arriva per buttare via la ruggine, qui dentro i ragazzi stanno facendo un post allenamento, quindi per adesso tutto bene. Quello che piace sottolineare è che in questo momento in Italia siamo 2 società che stiamo lavorando, una è la Reyer Venezia, campione d'Italia, e una siamo noi. Questo dimostra che c'è grande voglia di far bene, i ragazzi si hanno approcciato con il giusto piglio, il gruppo si è annusato bene, quindi per ora tutto procede, soprattutto è bello dopo aver passato qualche mese di tristezza chiusi in casa, riassaporare il profumo del basket, sentire l'odore del cuoio, sentire la palla che rimbalza sul parquet. Questo per noi è adrenalina pura e ci spinge ad andare avanti con rinnovato entusiasmo e con la voglia di fare benissimo, anche perché Cividale che ci accoglierà merita il massimo dell'impegno. È un progetto legato a portare la pallacanestro in questo territorio al più alto livello possibile, con grande attenzione a creare un'identità locale con giocatori giovani, farli crescere e cercando di essere anche competitivi, quindi non è che disdegniamo l'esperienza o disdegniamo giocatori già affermati, però cerchiamo il più possibile di crescere con anche una grande attenzione al vivaio. A Lignano siamo in questo bellissimo centro di Bella Italia che ci ospita e ci permette di fare allenamento in un'atmosfera molto bella, in questi impianti bellissimi che hanno, di conoscerci e di partire col piede giusto per questa avventura che in questo momento è
in stand-by, nel senso che il Covid ci costringe a fare le cose in maniera molto graduale, ma questo potrebbe anche essere un aiuto perché ci fa creare delle fondamenta solide per poi costruire una piramide più alta. Il prossimo anno intanto speriamo che cominci prima possibile, perché siamo molto, anche se abbiamo bisogno di tempo, però siamo anche molto impazienti e vogliosi di andare in campo, di fare le cose bene. Poi vogliamo diventare squadra più in fretta possibile, vogliamo tirare fuori tutte le potenzialità che abbiamo. La società non ci chiede risultati immediati, però è chiaro che noi siamo molto ambiziosi e vogliamo fare le cose nel miglior modo possibile. Da Lignano Sabbiadoro per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.